7 tablet per la DAD sono stati consegnati e donati dal Rotary Club di Agrigento al Liceo Scientifico Leonardo. L'agenzia governativa americana USAID, che opera nel settore umanitario, ha scelto il Rotary International per una sovvenzione umanitaria nell'ambito della lotta alla pandemia contro il Covid-19, approvando per il distretto 2110 un finanziamento per il progetto nell'ambito della didattica a distanza denominata Tablet per DAD, al fine di venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire le famiglie meno abbienti. In tale contesto, al Rotary Club di Agrigento sono stati attribuiti ben 7 tablet che sono stati consegnati stamane al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, che si impegnerà poi a distribuirle alle famiglie più bisognose. Presente la dirigente scolastica Patrizia Pilato. Ovviamente plaude all'iniziativa del Rotary, perché va intanto a testimoniare il costante rapporto della scuola con il territorio e poi in particolare va ad implementare già quella dotazione tecnologica importante del liceo che soprattutto in questi ultimi anni ha caratterizzato i nuovi processi di insegnamento e apprendimento all'interno della scuola. In più ovviamente la finalità è nobile perché specificatamente il Rotary destina questi tablet agli studenti meno abbienti, quindi anche noi abbiamo questa politica ovviamente all'interno dell'istituto, per cui implementeremo in particolare questo pacchetto di dotazioni tecnologiche. Praticamente dobbiamo ringraziare l'agenzia governativa americana che opera nel settore umanitario, che ha individuato nel Rotary International il partnership per portare avanti il progetto Tablet per didattica a distanza. Il nostro distretto 2110, presieduto dal governatore Gaetano De Bernardis, ha avuto finanziato $100.000 per l'acquisto di 300 tablet, che 7 dei quali sono arrivati al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento. Ovviamente questo rientra in quelli che sono i principi rotariani del service. Grazie. Okay.